il paese un po' impazzisce per queste giornate, però devo dire che per noi è diventato un po' un appuntamento immancabile. Spero che anche i miei figli, che oggi saranno presenti con loro alla sfilata, possano rivivere le emozioni che avevamo noi una volta. Che è un paese accogliente e sempre pronto ad accogliere tutti i turisti del mondo. Ciao ragazzi, il motto ispiratore è stato: se festa deve essere, che festa sia, ma in tutti i sensi, e nonostante il maltempo che evidentemente qui a Bartolino hanno sconfitto, perché sono state migliaia e migliaia le persone che hanno affollato il lungolago per partecipare alla festa dell'uva e del vino. Attratti sicuramente dalla location, dal contesto, dal vino, dall'uva, e perché no anche dai 27 menù delle altrettante associazioni di volontariato, che così in questo modo riescono a reperire i fondi necessari per lo svolgimento delle loro attività per tutto l'anno. Che festa sia dunque per tutto questo, ma anche perché per ogni bardolinese l'arrivo della festa dell'uva e del vino evoca ricordi, sensazioni, sorrisi e emozioni che appartengono alla cultura e alla vita stessa di questo paese. Per un bardolinese è un evento immancabile, è un momento in cui tutto il paese, tutte le 3 frazioni si raccolgono insieme, lavorano, collaborano, si ritrovano, preparano questo magnifico evento e poi succedono queste 5 giornate meravigliose in cui in qualche modo accogliamo questa marea di persone di fronte a questo meraviglioso lungolago. Il paese un po' impazzisce per queste giornate, però devo dire che per noi è diventato un po' un appuntamento immancabile. Ora abbiamo cercato e stiamo cercando di renderlo ancora più particolare come evento, portandolo ad essere un attimino più elegante, un attimino più particolare, un pochettino più legato alla storia, alle tradizioni, alla gastronomia, che ovviamente sono i tesori che questo territorio cela. E per Daniele che cos'è? È la festa di sempre, è la festa, nel senso che è un evento che ho sempre vissuto anche da ragazzino, da piccolo, e quindi ho dei ricordi meravigliosi di questa festa, e quindi per me è qualcosa di assolutamente speciale, di unico. Che cosa vuole comunicare o trasmettere questa festa di Bartolino? Vuole comunicare che dietro a quel bicchiere di vino che abbiamo la possibilità di assaggiare qui di fronte a questo meraviglioso lago di Garda c'è di più. C'è un lavoro, c'è una storia, c'è un orgoglio di una tradizione, di radici di un territorio che ha veramente una ricchezza incredibile. Con quale spirito affrontate anche avventure come queste? Siamo una nuova amministrazione, quindi siamo qui da 3 mesi, ci troviamo ad affrontare un evento così importante come la festa dell'uva e credo che la risposta migliore che possiamo dare come nuova amministrazione sia quella di trasmettere l'entusiasmo che abbiamo come gruppo. Siamo un gruppo veramente giovane, ma allo stesso tempo abbiamo tanta voglia di dimostrare e di portare al paese del valore aggiunto, al paese che amiamo, e quindi cerchiamo di fare il massimo in questa prospettiva. Speriamo che si veda. Dietro alla festa dell'uva e del vino di Bartolino, giunta alla 93esima edizione, c'è veramente un lavoro importante gestito da amministrazione comunale e da Fondazione Bartolino Top, entrambe tra l'altro fresche di rinnovo. Devo dire che in questa edizione sono state apportate diverse nuove idee, molte novità che sono state studiate per rendere ancora più appetibili i giorni di festa bartolinese. Novità che partono anche e forse soprattutto e prima ancora dall'uva stessa. Insomma, se festa dell'uva deve essere, che uva sia. Direi di sì, hai ragione Stefano. Quest'anno abbiamo voluto coinvolgere un'associazione di volontariato, l'associazione Noi legata alla parrocchia di Bardolino, ha dato disponibilità e abbiamo introdotto i coni da passeggio con l'uva da tavola e ha avuto un ottimo riscontro sia da parte dell'associazione che della gente, che tra l'altro è molto numerosa e lo è stata anche nei giorni scorsi nonostante il tempo avverso. E oltre a questa, oggi si terrà la sfilata con i bambini delle scuole che abbiamo coinvolto, saranno tutti vestiti da contadini come una volta, sarà una sfilata folcloristica per valorizzare
i bardolinesi, il suo territorio e i suoi prodotti. Quanto c'è ancora da scoprire di Bardolino? Ma Bardolino non finisce mai, Bardolino ogni angolo è da scoprire, ogni stagione regala emozioni, questo periodo tra l'altro perfetto, venite a trovarci, perché sono i tramonti migliori dell'anno e avrete occasione di divertirvi tutto l'anno sicuramente. Per te Mirko, che sei la prima esperienza amministrativa, che cosa vuol dire la festa? Cosa vuol dire, scusami? La festa. La festa, io ci sono nato in centro storico Bardolino e ho dei ricordi molto legati, l'emozione, il pre-festa, la settimana prima che arrivava era unica. E, cosa dire, io spero che anche i miei figli, che oggi saranno presenti anche loro alla sfilata, possano rivivere le emozioni che avevamo noi una volta. Presidente, è calato perfettamente nella parte. Oggi sì, ho deciso di partecipare e adattarmi allo spirito dell'iniziativa e della sfilata, insomma. È giusto accompagnare i bambini in questo che è un momento di festa e di gioco e spero che vada tutto bene. C'è la voglia di raccontarlo questo paese, non soltanto per l'acqua o per la gastronomia, per il turismo commerciale, diciamo. No, dietro al paese c'è una forza di persone, di bambini, di associazioni che si mettono in moto, riescono a creare questi eventi fondamentali, riescono a raccogliere i fondi per poi dare vita alle loro attività di volontariato sul territorio durante tutto l'anno e penso che questo sia veramente importante e vada sottolineato. Dunque, oltre alla gioia, alla festa, al lago e al turismo c'è anche veramente uno spirito di fratellanza e di unione di tutta la comunità. E come presidente di un organo importante come la Fondazione, cosa si prova a vivere questa responsabilità? Perché così mi sento anche di definirla. È una responsabilità pesante perché le attese sono tante, però devo dire che sono aiutato da una squadra, da uno staff di collaboratori e dipendenti veramente preparati, veramente bravi, che veramente incarnano lo spirito di ogni iniziativa del paese. Dunque a loro va il mio grazie anche all'amministrazione che ci mette a disposizione i mezzi per arrivare a questi risultati. Una manifestazione come questa, che messaggio vuole far convogliare? Il messaggio da far convogliare è che veramente unendo le forze tra le varie attività produttive del paese, tra i vari abitanti del paese, le amministrazioni comunali, gli enti, le associazioni, si possono raggiungere dei risultati anche veramente inimmaginabili. E per chi viene qui cosa deve portare a casa? Deve portare a casa tanti bei ricordi, una bottiglia di vino, speriamo che quella non fa mai male in ogni cantina, ma deve portare a casa il ricordo e sapere che è un paese accogliente e sempre pronto ad accogliere tutti i turisti del mondo. Non riesco a farvi vedere qui tutto quello che è stato pensato per la manifestazione, sia per un limite materiale, fisico, ma anche perché in particolare per una sorpresa, quella che forse è piaciuta più di tutti, quella la vedrete però prossimamente sui canali istituzionali di Comune e Fondazione. Qui adesso vi faccio vedere soltanto un piccolissimo assaggio. L'opera ha celebrato il vino in tanti momenti, in tanti lavori, con tanti autori diversi. E pensate che proprio qui a Bardolino vive un'icona della lirica italiana, una persona che per il suo talento è riconosciuta e amata in tutto il mondo e che anche qui a Bardolino ha voluto mettere a disposizione il proprio talento e la propria esperienza per allietare ancora di più i partecipanti alla festa dell'uva. Signora Ricciarelli, la vedo perfettamente calata nella parte. Cos'è che mi vedi come? La vedo calata nella parte con Sì, questo calice di perché Careccio. ho questo, d'altra parte devo recitare con gli attrezzi giusti. A me piace molto il vino così. C'è un rapporto anche importante, mi pare, tra il vino e la lirica. Ci sono molte opere che parlano di vino, di brindisi, e quindi, non so, il brindisi della Traviata, poi c'è il brindisi della cavalleria rusticana, c'è Mozart, c'è Macbeth di Verdi, un sacco di opere che parlano del vino, quindi vuol dire che anche a quei tempi il vino era molto importante. Bisogna berlo non troppo buono e non troppo, perché altrimenti fa del male. Io ne bevo poco ma buono. Qual è il suo rapporto con Bardolino? Il mio rapporto con Bardolino è... Io abito qui forse da 17 anni, quindi ho un rapporto molto stretto, quindi mi piace e credo che non mi muoverò più di qui.
ormai perché insomma non è che si campa fino a 200 anni, ma fino a 100 magari ci riesco. Viva Bardolino e il vino. Prendiamo e beviamo. Viviamo nei lieti calici. Cosa vuol dire essere creativi in un evento che è già ricchissimo di cibo? Allora, non è semplice, però devo dire che l'amministrazione quest'anno, la nuova amministrazione, ha un po' rispolverato le vecchie tradizioni. Per cui questo ci ha dato una grande mano, perché abbiamo realizzato, siamo andati a cercare le vecchie foto in bianco e nero degli anni 20, 40, 50, poi scopri delle cose fantastiche. Per esempio c'era un trenino che da Verona portava e con il biglietto del treno ti davano lo sconto sull'uva. E allora abbiamo riscoperto tutta questa situazione. Per cui questo poi ci aiuta, come dire, nella parte creativa, no? Dove la parte organizzativa chiaramente e quella tecnica è abbastanza predominante. Però ci vuole anche chiaramente la tradizione, perché poi è la 93esima festa dell'uva, che è un numero, voglio dire, che è impressionante. Pietro è un altro amico e guardate che tesoro ha qui. Da dove arrivano questi, Pietro? Questi sono i tartufi del nostro Montebaldo, della nostra zona, ci vengono procurati dagli amici tartufai di Caprino. E con questi cosa fate? Con questi facciamo la tagliatella al tartufo che proponiamo quest'anno per la prima volta qua alla festa dell'uva a Bardolino. Ci arriva il momento giusto? Si arriva il momento da tastarle. Qui dietro c'è un figuro che faccio venire avanti, vieni Federico. E qui infatti facciamo il prima e il dopo. E adesso, visto che sono qua e che chiudo il servizio, c'è anche un durante, cioè me le magno. Se poi è vero. E le meo, le meo. Me ne sono merite. Meritatissimo. Grazie. Ah, che robetta, ragazzi. Buon appetito. Festa dell'uva di Bardolino con tartufo. Novità Va bene. di quest'anno. Novità 2024. Ci sarà anche nel 2025? Certo, Ovviamente. sicuramente. Quindi segnatevelo. Ciao ragazzi. Che una forchettina? Oh, per bacco. Beh.